Quarta corsa, un doppio chilometro per 2 anni non vincitori di 1.000 euro in carriera. 2 file complete dietro le ali della macchina, 12 appunto i partecipanti. 1 è Vita di Dario, 2 Ender, 3 Enterprise S, 4 Hector Jade, 5 Euridice, 6 Evanti Spritz, in seconda fila 7 Esperia, 8 Epsom dei Greppi, 9 Ellie Brodipa, 10 Esplosivo GSO, 11 Elixir, 12 Epic Man. Autostart che ha raccolto i concorrenti lungo la piegata di destra, inizia ad accelerare, mentre ha problemi dietro le ali della macchina Epic Man che non vuole allinearsi, parte con molta cautela dal 6 Evanti Spritz. E allo stacco è velocissima Enterprise S, che prende subito la testa della corsa nei confronti di Evita di Dario, che prova a serrare sotto allo steccato ma sbaglia. E così rimane in seconda posizione alla corda numero 1 Evita di Dario, squalificato. Che scende avanti ad Hector Jade, sbaglia anche Elixir. In quarta numero posizione 7 Ellie Brodipa, Esperia, sbaglia intanto anche Euridice. Così il campo si sfoltisce nettamente. Con Enterprise S che guida, mentre viene via con decisione al largo Esplosivo GSO. Numero 2 Ender, squalificato. Si mantiene in testa Enterprise S che vuol correre al comando. Esplosivo che arriva all'esterno. Numero 5 Euridice, squalificato. Lungo i birilli, precedendo sempre Ellie Brodipa. Poi Evanti Spritz, quindi ancora Epsom dei Greppi. I primi 600 metri che se ne vanno in 47,1. Con in vantaggio Enterprise S nei confronti di Hector Jade. Di fuori scoperto Esplosivo GSO. Terza la corda Ellie Brodipa avanti ad Evanti Spritz. Si completa così il primo giro di corsa in 1-2-8. Enterprise S in vantaggio. Sempre nei confronti di Hector Jade. Di fuori c'è Esplosivo GSO in uno schema di gara che non cambia a metà gara, che viene passata in 1.19,2. Ritmo tutto sommato tranquillo, quello imposto in testa dalla figlia di Donato Hannover e Odea S, che è la seconda uscita in carriera. Tanto Evanti Spritz va a prendere la seconda pariglia alle spalle di Esplosivo GSO, il quale sempre a lato di Hector Jade. Ellie Brodipa terza allo steccato. Più indietro ci sono sempre Epsom dei Greppi ed Elixir. La piegata di destra passata ancora in 15,9 da Enterprise S che ora allunga. Accelera la battistrada, lascia lì Hector Jade. Esplosivo GSO cerca di non perdere le tracce della battistrada che però sta mettendo in campo parziale interessante. 15,1 la retta di là. Fa andare le gambe Enterprise AS che guadagna 3-4 lunghezze nei confronti di Esplosivo GSO. Hector Jade a lottare con Evanti Spritz per il terzo compenso. Intanto la leader sta facendo vedere di essere cavalla di gamba. Enterprise AS che domina in lungo e in largo nei confronti di Esplosivo GSO, che si mantiene al secondo posto. Per il terzo Evanti Spritz viene a cogliere il gradino più basso del podio. 1.18,6 ragguaglio cronometrico, 15.8 la chiusa in surplus. Enterprise S, Gianni Targhetta che allena e guida per la scuderia Horses Our Passion. Al debutto ha trovato un kamikaze, alla seconda corsa in carriera. Tutto facile per Enterprise AS, Gianni Targhetta.